bilanci delle piccole cooperative di consumo sono a rischio, stretti fra l'incremento dei costi energetici e di quelli all'ingrosso di molti prodotti da un lato e un significativo calo dei consumi dall'altro. L'allarme viene da Confcooperative Alpe Agria, che associa 14 piccole cooperative di consumo in provincia di Udine. Negozi di vicinato indispensabili per tante famiglie. Il calo dei consumi previsto nel 2022, indicano i dati monitorati dall'associazione, potrebbero essere attorno al 7%. Se unito all'aumento dei costi fissi sopportati dalle piccole cooperative di consumatori, si tratta di un fenomeno estremamente negativo a carico di imprese che hanno anche una primaria funzione sociale, perché erogano un servizio fondamentale in tante comunità del nostro territorio, sottolinea Paola Benini, presidente di Confcooperative Alpe Agria. Qualche esempio: il costo dell'energia elettrica per la cooperativa di consumo di Premariacco, 1500 soci e 11 milioni di euro di fatturato nel 2021, è aumentato del 92,3% nel primo semestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Un quadro confermato dalla cooperativa di consumo di Savorgnano del Torre, dove il calo dei consumi è peraltro stimato attorno al 10%. A Forni di Sopra, alla cooperativa Santa Maria Assunta, i costi energetici sono diventati ormai pari ai costi del personale.